e dopo 2 anni e mezzo e passa si torna all'estero, dall'altra parte della costa. E anche qui la Sonia deve fare le scale. Volevi fare la vacanza zaino in spalla? Eccotela! Arrivati, ben arredato. Per le viuzze di Lussino. E finalmente si mangia. Ci siamo svegliati a che ora? Alle 5. Alle 5. Fra fame e sonno non so quale ne ho di più. Bella passeggiata. Dove eravamo prima tirava il vento, perciò abbiamo deciso di cambiare. Dall'altra parte sembra che qui tiri meno vento e si pedala. Uvala Martigno. Prima di andare a casa anche cappatina a Valdarche, dove poi passeremo prossimamente. Piccolina ma bellina, col baretto, alberi dove posizionare l'amaca, interessante. Non si poteva non mangiare pesce a Lussino, vista Porto, sperando che non piova. E vai di primo con... cos'è che ho preso io? Le linguine con gamberi e pistacchi e la zuppa di pesce. Colazione dell'Idol anche stamattina, come tutte le mattine.
stato un po' duro a montarla perché tira un po' di vento, però dopo aver mangiato prima sera pizza, seconda pesce, stasera carne. Perché dopo il pranzetto non ci volevi mettere un'affogata alla Marena, vista a Porto? Finalmente la Sonia è riuscita a prendere la pizza col pesce, frutti di mare. Ah, la pescatura. Speriamo. Ultimo giorno, o meglio, ultima mezza giornata a Lussino. Di lunedì non c'è nessuno, in acqua non c'è nessuno. Comunque in ogni spiaggia è libera. Se vuoi c'è la doccia e poi c'è per cambiarti. E via pranzettino salutare.
quasi finita, anche finita in realtà, stava a Canzino. Andiamo verso il traghetto e fra un'ora iniziano ad imbarcare.